benvenuti. Io sono Roberto Lodo del Manifesto Sardo, un quindicinale online che si occupa di società, cultura e diritti. Tra l'altro uno dei pochi periodici che ha pubblicato nel panorama dell'informazione sarda una prima riflessione, una prima analisi a firma della dottoressa Claudia Zuncheddu sulla questione del 5G e della relazione con le istituzioni sarde. Questo è un incontro organizzato dal Comitato No 5G Sardegna e dalla ISDE Sardegna Medici per l'Ambiente. Questa mattina interverranno il presidente di ISDE Sardegna, Domenico Scanu, con una relazione su le prospettive del 5G e i possibili rischi sanitari. La dottoressa Paola Corredu, che è la vicepresidente dell'ISDE Sardegna, parlerà nello specifico di che cosa è questa tecnologia, questa nuova tecnologia. Claudia Zuncheddu, medico ISDE della sezione di Cagliari, parlerà sulle relazioni tra la Sardegna e il 5G e la sperimentazione, i diritti delle collettività e le normative, poi la posizione dei paesi europei e dell'Italia. Infine Massimiliano Frau del Comitato No 5G Sardegna interverrà su quelle che sono le prospettive di lotta di questa vertenza innovativa e importante. Cosa pensa la comunità scientifica? Quali valutazioni sta portando avanti rispetto alla promozione, alla implementazione della rete di quinta generazione a livello globale? Quale sarà il ruolo di questa tecnologia sul pianeta e sulla vita del pianeta? Queste sono le domande che parte dell'informazione si pone rispetto a questa sperimentazione. Tra l'altro si chiede anche se davvero milioni di residenti sulle nostre città saranno esposti durante la sperimentazione a campi elettromagnetici ad alta frequenza, e soprattutto si chiede se è vero che questi campi ad alta frequenza hanno densità espositive e frequenze fino ad ora inesplorate. Se vi fate un giro sui giornali online specializzati in nuove tecnologie informatiche, ma anche nelle pagine dei giornali generalisti del panorama informativo italiano, troverete un altro genere di domande, purtroppo. Stranamente i periodici specializzati nelle nuove tecnologie scrivono certo che le reti di prossima generazione cambieranno le città e la società, ma le domande più frequenti sono relative al quando potremo usarle e quando arriveranno i primi dispositivi. I rischi della nuova tecnologia non sono presi in considerazione e coloro che spiegano che la diffusione del 5G a livello globale implicherà uno stravolgimento ambientale dell'umanità tale da essere considerato dal diritto internazionale addirittura un crimine. Ecco, coloro che spiegano questo, coloro che spiegano che le radiazioni a radiofrequenza stravolgeranno ogni forma di vita nel pianeta, coloro che parlano come fate voi e di ciò che sanno, vengono visti e disegnati dal senso comune di un certo mondo politico e giornalistico come una massa di complottisti, i soliti complottisti del sabato mattina.